triathlon sprint di Caorle, organizzato da noi, ma è praticamente un gemellaggio con l'Olympic Caorle e con la città di Caorle, con la Fondazione Città dello Sport di Caorle, perché stiamo veramente facendo un bel lavoro insieme. Il triathlon a Caorle è stato preso molto bene. L'anno scorso, nonostante una chiusura azzardata il 30 di luglio, bollino nero, siamo riusciti a chiudere le strade per un campionato italiano di elite sulla distanza olimpica, e quindi quest'anno fare uno sprint è come fare un aperitivo di un triathlon per loro. È andato tutto bene, ma quello che mi preme di dire, che è molto più importante, è che si sono tracciate le basi sicuramente per un rapporto lungo e duraturo con la città di Caorle. Caorle quest'anno ha voluto cominciare proprio la stagione estiva con questa tappa, in programma ne abbiamo 3, quindi sarà questa qua che abbiamo appena concluso, quella di metà stagione, diciamo quella di luglio, dove ci sarà anche una corsa podistica molto bella quest'anno, con un percorso studiato appositamente per passare proprio per l'Arenile, per la spiaggia, per così coinvolgere anche tutti i turisti, e poi ci sarà quella di mese di settembre per concludere la stagione estiva.